Beh, è una notizia molto importante, diamo il valore che deve avere, è chiaro che non c'è colpevolezza fino a che non è dimostrato in qualche modo da una sentenza di un giudice. Hanno fatto sentire la loro voce le migliaia di automobilisti multati dall'autovelox di Cadoneghe. Lo hanno fatto il 17 agosto con un sit-in davanti alla prefettura. Alle istituzioni, prima fra tutte il comune di Cadoneghe, hanno chiesto da subito trasparenza, sollevando dubbi sull'illegittimità dell'installazione degli apparecchi. Per questo Andrea Rossi ribadisce: Di conseguenza, come abbiamo sempre richiesto e chiesto alle autorità, al sindaco di Cadonego in particolare, all'annullamento per conseguenza di tutte le sanzioni che sono state elevate. Adesso chiediamo velocità nel chiudere questa partita perché le persone vogliono tornare a dormire sonni tranquilli. Maristella Scapolo la multa l'ha presa il primo giorno di attivazione del Velox, ricorda. Fortuna, diciamo, ci sono state le ferie, c'è stata una grandinata che oltretutto è andata a gravare nella mia economia domestica, che mi ha fermato la macchina. Ad Angelo Lovasco, carabiniere in pensione, per 40 anni in servizio tra Vico d'Arzere e Cadoneghe, la prima multa è arrivata nel giorno della scomparsa della moglie. Il rispetto dei limiti di velocità, racconta, lo ha messo in pericolo. Guardavo la statale del Santo col terrore e guardavo solo e esclusivamente a contachilometri. E una mattina, guardando il contachilometri, mi sono trovato alla posto corsia di marcia perché avevo invaso, diciamo, la corsia. Per fortuna mia e di qualcuno che non veniva nessuno da Campodarsego verso Padova, altrimenti avrei fatto un frontale. Ok? Quindi questa è sicurezza, non è sicurezza. Mi dispiace, ma non è sicurezza.